Mi sentite? Sì, ok, funziona. Allora, buonasera a tutti. Oggi abbiamo con noi la professoressa Orietta Monticelli, che è professore associato presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell'Università di Genova, una collega di un tempo da parte mia. Allora, la professoressa Monticelli si è sempre interessata di materie plastiche, potremmo dire così, di materiali polimerici, quindi tutta la sua ricerca è stata improntata appunto sullo studio di questi particolari materiali. E quindi oggi ci parlerà appunto di plastiche, anche perché bisogna tenere presente che le plastiche, le materie plastiche sono pervasive della nostra vita, sono ubiquitarie, sono economiche, sono colorate, che anche questa ha una sua importanza per rendere un po' più colorato il nostro mondo, ma d'altronde hanno anche, diciamo, una faccia della medaglia che è da prendere in considerazione. Sicuramente il grosso discorso dell'inquinamento e il fatto che derivano in buona parte dal petrolio e quindi da una risorsa fossile che quindi è esauribile in qualche maniera. Quindi accanto a questo discorso delle materie plastiche nel modo più classico ci parlerai, credo, delle bioplastiche che forse in pratica, in parte, forse possono risolvere qualcuno dei problemi che qui abbiamo accennato. Io direi di lasciare la parola alla professoressa Monticelli e buon ascolto. Grazie. Grazie prima di tutto per l'invito, veramente un piacere per me oggi essere qua e insomma condividere con voi un'esperienza che ho maturato nel corso degli anni, come diceva la professoressa Saccone, su questo materiale straordinario che è attorno a noi e con cui vengono prodotti praticamente tutti i materiali, no? Quasi tutti i materiali che noi utilizziamo. Questo titolo, Plastica non solo dal petrolio, è un titolo abbastanza curioso, no? Perché noi sappiamo che la plastica ha questa derivazione, no? Quindi la maggior parte della plastica deriva proprio da questa fonte, o meglio, i composti che vengono utilizzati per produrre la plastica derivano dal petrolio. Come sottolineava la professoressa Saccone, però al giorno d'oggi c'è un grandissimo interesse per una plastica che non ha proprio questa derivazione, deriva cioè da fonti rinnovabili e anche ha proprietà che non sono condivise con la normale plastica, cioè la plastica che usiamo tutti i giorni. Ora, in questa mia presentazione vorrei proprio con voi, diciamo così, ragionare su questa evoluzione. Perché questo interesse per questi materiali? Cioè per questa nuova plastica? Questo deriva proprio dal fatto, appunto come suggeriva la professoressa Saccone, che la plastica in qualche modo ha modificato la nostra società, ha modificato anche il nostro modo di consumare gli oggetti, ma con sé ha portato tantissime problematiche legate alla produzione, legate al consumo. Come mai questi problemi? Da dove è venuto, diciamo così, è sorto questo problema della plastica? Perché, diciamo così, l'utilizzo della plastica, l'introduzione della plastica nella nostra società non è stata valutata nel modo corretto, è stata effettuata una semplificazione. Il problema plastica è un problema complesso e come tale deve essere affrontato. Molto spesso abbiamo visto diverse, diciamo così, novità o innovazioni tecnologiche scientifiche che sono state proprio affrontate in questo modo, con estrema semplificazione, e questo ha portato dei danni enormi. Ora, su questo termine complessità, no, vorrei andare avanti. Ok, su questo termine proprio complessità vorrei proprio sottolineare la mia presentazione, perché ne discutevamo giusto l'altro giorno anche con il professor Banfi. Tendiamo, anche nella nostra società, non solo in passato, a cercare di semplificare anche il nostro modo di, come dire, giudicare avvenimenti politici, sociali, delle scoperte scientifiche e tecnologiche, ma la complessità intorno a noi, la complessità è rappresentata dall'universo. Allora vorrei condividere con voi, prima di iniziare la mia presentazione, diciamo così, un intervento di Renzo Piano, un famoso genovese, che dice: noi italiani siamo come dei nani sulle spalle di un gigante tutti. E il gigante è la cultura, una cultura antica che ci ha regalato una straordinaria, invisibile capacità di cogliere la complessità delle cose,
articolare ragionamenti, tessere arte e scienza insieme, quello che fate voi. E questa è una capitale enorme e per questa italianità c'è sempre posto a tavola per tutto il resto del mondo. Quindi partiamo dalla complessità del problema. Non inizierò a parlarvi delle bioplastiche. Cosa vuol dire trattare il problema nella sua complessità? Cercare di capire cosa sono le plastiche, quali sono le proprietà che ha questo materiale e perché ha avuto un così grande sviluppo applicativo, quali sono le problematiche legate all'utilizzo di questo materiale e quali possono essere le possibili soluzioni. Ora, quando noi, diciamo così, pensiamo alla plastica, nell'immaginario collettivo pensiamo ad un materiale malleabile, plasticos, appunto dal greco malleabile, e un materiale duttile ma estremamente resistente. Vedete, queste proprietà vengono ben rappresentate da questo supereroe che è in voga negli anni 50-60 della DC, Plastic Man, che è un uomo incredibilmente forte, ma un uomo che si allunga moltissimo. Questo fumetto è una bellissima rappresentazione di come la plastica in quegli anni viene introdotta nella società, è un materiale quasi magico, ha delle proprietà che materiali che venivano normalmente utilizzati non aveva. Non peraltro Plastic Man viene superato nel corso degli anni da altri supereroi, no? Più legati all'intelligenza artificiale, alla robotica. Ma questo supereroe ci dice molto, no? Qual era l'opinione appunto diciamo della società nei confronti della plastica. Ora, che cos'è la plastica? La plastica è un polimero. I polimeri sono queste sostanze organiche che sono caratterizzate da grandi molecole, cioè molecole di grandi dimensioni, non peraltro vengono definite macromolecole. E diciamo così, i polimeri derivano dall'unione, attraverso dei legami chimici forti, di unità che si ripetono nella catena, appunto, macromolecolare. Queste unità derivano direttamente dai monomeri o dal monomero, che sono i reagenti che noi usiamo per produrre la plastica. Quindi, ancora dal greco, meros vuol dire unità, monos è solo e poli molte. Che cos'è quindi la plastica nella classificazione dei polimeri? La plastica rappresenta i polimeri sintetici, cioè i polimeri che vengono sintetizzati dall'uomo. E come vedete in questa classificazione dei polimeri esistono accanto ai polimeri sintetici anche quelli naturali. Noi siamo fatti di plastica, proteine, polisaccaridi, eccetera. Una classificazione anche importante in base alle proprietà termiche. Ci torneremo sopra, possiamo differenziare i polimeri tra termoplastici e termoindurenti, in base alla struttura, in base anche ai meccanismi propri con cui i polimeri vengono prodotti. Quindi, se noi prendiamo in considerazione l'albero della plastica, vedete le radici da cosa sono rappresentate? Proprio dal petrolio. Quindi il petrolio è la fonte che viene utilizzata per produrre i monomeri, appunto, che vengono utilizzati nella sintesi, nella produzione delle materie plastiche. Quindi dall'etilene otteniamo il polietilene, dal cloruro di vinile il PVC e così via. Come si sintetizza la plastica? Beh, il metodo di preparazione delle materie plastiche a livello industriale è abbastanza semplice. Normalmente vengono utilizzate delle condizioni in cui viene fuso il monomero e i polimeri risultanti. Esistono essenzialmente due meccanismi. Un meccanismo che viene detto a stadi, cioè si parte da piccole molecole che poi si ingrandiscono nel corso della polimerizzazione. E un tipico esempio è proprio quello che viene qui rappresentato, reazione appunto di condensazione. L'altro meccanismo è il meccanismo cosiddetta catena, in cui i pesi molecolari, diciamo, non si ingrandiscono nel corso della polimerizzazione. Già nei primi istanti teniamo polimeri di grandi dimensioni, ma
nel corso appunto del processo diminuisce la quantità di monomero presente nel sistema. Questo è tipico, per esempio, delle poliolefine. Perché usiamo la plastica? Questo è l'altro aspetto importante, no? Nella nostra analisi della complessità del problema. E per capire perché noi usiamo la plastica dobbiamo fare un passo indietro, no? Quando la plastica, dicevamo, viene introdotta nella nostra società, soprattutto nel dopoguerra. E qui ci sono due livelli. Un livello è rappresentato dalla idea che hanno della plastica sociologi, economisti, no? Gli attenti osservatori della società, che ci dicono che la plastica crea un mondo pieno di colori, ma anche un mondo che è libero dalla ruggine, dalle tarme. E questo ci fa ricordare, no? I materiali che comunemente venivano usati, cioè i metalli e ovviamente il legno. Ma un mondo in cui, vedete, ogni uomo come un mago, e qui ritorna la magia del materiale, può fare quello che vuole per quasi tutte le sue necessità, con quello che si trova attorno a lui e sotto di lui. Questo è quello che pensano i sociologi. E come, diciamo così, qual è l'atteggiamento diciamo, della società nei confronti dell'introduzione della plastica? Lo possiamo vedere con questo video diciamo, che presenta una particolare tipo di plastica, il suo inserimento appunto nella nostra società, che è il nylon. Non so se parte. Non si sente molto bene, nel senso che è una, come dire, sentirete questa voce, no? La tipica voce dei video antichi degli anni del dopoguerra, eh, però penso che sia estremamente... Also began a secret development project dedicated in 1966 under the direction of Harvard chemist Wallace Carruthers. Carruthers had been hired to perform pure research into material properties. His work led to the discovery of synthetic nylon fiber, which was very strong but also very pleasant. The first application was for bristles for toothbrushes. However, the post-real-time was still studied. It took about 12 years and $27 million to refine nylon and develop the industrial processes of bulk manufacturing. His advertising created a public sensation. Nylon media. Possiamo chiudere qua, grazie. Ecco, questo video secondo me è molto bello, molto affascinante, diciamo così, che presenta proprio l'entrata del nylon nella nostra società nel dopoguerra. Ci presenta un'applicazione che tutti noi conosciamo, che è quella proprio delle calze di nylon. E che cosa ci fa capire questo video? Beh, la grande rivoluzione delle materie plastiche, cioè le calze trasparenti venivano prodotte con la seta, quindi erano molto costose. Le calze di nylon permettono a gran parte della popolazione, soprattutto nel dopoguerra, parliamo del boom economico, di potersi permettere questi oggetti. E anche, se vogliamo, le calze di nylon con la trasparenza che portano anche ad una, come dire, diverso rapporto appunto delle donne nei confronti degli abiti. Ma l'aspetto importante è questo, quindi oggetti che costano poco, che possono essere, diciamo, acquistati, e quindi grande consumismo. Cosa vuol dire? Vuol dire un oggetto costa poco, lo acquisto, lo uso, lo butto, lo riacquisto, lo uso, lo butto. Ecco, da questo punto di vista, mentre preparavo la presentazione, mi veniva in mente un ricordo mio personale, o meglio un ricordo tramandato, se vogliamo, di mia nonna, che era una contadina della fine dell'Ottocento, perché mia nonna, quando nasce mio padre, ha 45 anni, quindi insomma praticamente non l'ho conosciuta. Mi raccontano che conservava le carte delle caramelle, perché
non era una questione appunto di Alzheimer o meno, ma perché potevano venire bene. Cioè, la mentalità contadina era una mentalità del riuso, del riuso. È chiaro che nel dopoguerra, il grande boom economico, gli oggetti che sono alla portata di tutti determinano un grandissimo, diciamo così, consumismo. Viene superata questa, diciamo così, questa attitudine diciamo, al riutilizzo degli oggetti. Quindi, ritornando al perché si usa la plastica, possiamo dire sicuramente il basso costo, l'estrema versatilità, l'uomo può fare quello che vuole, no? Quindi oggetti di tutti i tipi e la facilità di lavorazione. Quindi se andiamo un pochino a vedere quali sono le proprietà più importanti delle materie plastiche, a livello di proprietà fisico-chimiche direi che uno degli aspetti più importanti è legato al fatto che sono ottimi isolanti elettrici, durano nel tempo. Questa è una caratteristica positiva e negativa, come sappiamo. E a livello di proprietà meccanica abbiamo detto duttili, ma estremamente resistenti. Proprietà tecnologiche straordinarie, perché la plastica si lavora ad una temperatura 350, direi, e 250, 300 gradi massimo. Ed è un enorme vantaggio rispetto ad altri materiali come i metalli. Elevata fusibilità, cioè vengono fusi facilmente. Questo, diciamo così, come dire, mi dà la possibilità di differenziare le materie plastiche, o meglio i polimeri, tra termoplastici e termoindurenti. Perché questa terminologia la vedremo anche in seguito quando parleremo di riciclo. Polimeri termoplastici sono quei polimeri che possono essere riciclati. Sono costituiti da catene macromolecolari, chiaramente, ma che non hanno dei vincoli chimici forti. Parliamo del polietilene, il polipropilene, il polistirene. Polimeri termoindurenti invece sono caratterizzati da vincoli chimici. Quindi una volta, diciamo così, che viene formato il pezzo, l'oggetto, non possono essere rimodellati, quindi non sono riciclabili. Questo è quello, appunto, le resine possidiche, fenoliche, amminiche. Tipi di plastica, abbiamo detto, sono tantissimi e a seconda della struttura chimica noi possiamo avere proprietà completamente diverse. Questa è un'altra caratteristica importante delle materie plastiche. Tra i polimeri termoplastici possiamo ricordare per esempio le poliammidi. Ecco, qui ho voluto presentarvi Carotens, che forse avete sentito, no, in questo video. È un po' il padre di tutti noi. Io ci tengo sempre a presentare la sua immagine anche ai miei studenti. Ed è lo scienziato che presso la DuPont per primo sintetizza nylon, pensate poliesteri, e non vedrà il successo delle sue scoperte perché muore suicida, quindi ha veramente una vita molto triste. Polietilentereftalato, beh, non si può non parlare del polipropilene, no? Ne parliamo con un certo orgoglio perché nel 1963 Giulio Natta, appunto l'unico premio Nobel per la chimica che ottiene l'Italia, grazie alla scoperta dei famosi catalizzatori Ziegler-Natta. E quindi questo polipropilene che viene sintetizzato da Natta ha delle caratteristiche particolari, molto cristallino, molto, si dice, strutturato. Infatti Natta è molto bello quello che lui, diciamo, durante il discorso del conferimento del Nobel dice: ho trovato il modo di mettere in fila le molecole come soldatini in parata. Quindi vedete, anche un premio Nobel è in grado poi di come dire, estrapolare il concetto e farlo capire a tutti. E quindi poi, appunto, tra le altre plastiche di grande, diciamo così, consumo abbiamo anche il polietilene. Ecco, abbiamo capito perché si usa la plastica, qual è stata, diciamo, come è stata colta la plastica nella nostra società. E il presente? Beh, per, diciamo così,
capire quale può essere l'atteggiamento dell'uomo moderno nei confronti della plastica, ho pensato di proporvi questo video che vediamo insieme, gustiamo, perché è una bellissima clip di un film famosissimo che tutti voi conoscete sicuramente, un film del 67. Questo l'avrete riconosciuto tutti, uno straordinario Dustin Hoffman nel laureato. Beh, davanti a questo suggerimento dell'amico di famiglia, Ben rimane un po' sorpreso, come sempre, no? Con tutte le cose che gli succedono attorno. Ma questo forse mi ha molto incuriosito, questo video, perché forse l'atteggiamento di Ben è un po' l'atteggiamento che abbiamo noi al giorno d'oggi di fronte alla plastica. Cioè, se qualcuno ci dicesse la plastica nel futuro, saremmo un po' sorpresi, ecco. E perché questa, diciamo, reticenza che abbiamo noi oggi nei confronti della plastica? Per questo motivo. Noi oggi sappiamo quali sono le conseguenze di un utilizzo massivo della plastica. Si dice che nel 2050 ci sarà più plastica che pesce nel mare. Forse no, il professor Banfi non è proprio così allarmista, però insomma ce ne sarà una certa quantità. A che cosa è legato comunque il problema dell'uso della plastica o la plastica tradizionale? Al fatto, come dicevamo, che la plastica dura molto. La bottiglia dura dai 100 ai 1000 anni, pensate, il polistirolo oltre 1000 anni. Quindi questo è un grandissimo problema, questo però è reale. Noi sappiamo che nella parte settentrionale, pensate, dell'Oceano Pacifico, in un'area che è 2 volte il Texas, esiste un'isola di plastica, no? La plastica accumulata dalle correnti. Quindi un problema reale. Il problema dell'uso della plastica è legato anche al fatto che, come dicevamo, abbiamo visto dall'albero della plastica, la derivazione è del petrolio. Il petrolio non è una fonte inesauribile. Si dice che il petrolio non sarà più disponibile già nel 2050, poi chiaramente la tecnologia avanza, quindi ci saranno altri sistemi per estrarlo, ma è un problema reale. Quindi di fatto, vedete, il problema dell'uso della plastica, che cosa è legato? Dicevamo, parlavamo di complessità, cioè del fatto che l'utilizzo è stato invece trattato in modo semplificato. Perché? Perché noi abbiamo utilizzato, appunto, nell'utilizzo delle materie plastiche, un tipo di economia lineare. Cioè, cosa vuol dire? Produrre, utilizzare, gettare. Produrre, utilizzare, gettare. Quindi, e questo è stato, diciamo così, la semplificazione del problema. Allora, al giorno d'oggi cosa ci dicono i sociologi? Non più un mondo colorato, un mondo senza ruggine, senza tarme, ma per immaginare un mondo senza plastica, noi dovremmo modificare come funziona la nostra società. Questa è la soluzione del problema? Forse no. Nel senso che la soluzione del problema potrebbe essere legata ad un altro modo di concepire l'economia. Passare cioè da un'economia di tipo lineare, vedete, ad un processo circolare. Sempre più spesso si sente parlare, no, di economia circolare. Ma cos'è questa economia circolare? È un termine per definire un'economia che si autorigenera. Allora, nella risoluzione del problema della plastica, dove sta la circolarità? Quali sono i processi, diciamo, virtuosi? Stanno nel riciclo. Ricicliamo la plastica, questo vuol dire, vedete, passare da un processo lineare a un processo circolare, riutilizzo e, come dicevamo, nelle bioplastiche. Quindi chi lavora
nel riciclo vi dirà che il riciclo è l'unica soluzione delle materie plastiche. Sicuramente chi lavora nelle bioplastiche vi dirà che le bioplastiche sono la soluzione di tutti i mali. Ancora una volta è la complessità, cioè è verificare e analizzare il problema e vedere tutte le possibili soluzioni. Quindi quando io parlo di riciclo, parlo del ciclo di vita della plastica. Quindi riciclo vuol dire raccogliere la plastica, dividerla, lavarla, diciamo così, togliere i contaminanti, pelletizzarla, cioè diciamo così, renderla in pellet e quindi riutilizzarla. Quindi di fatto il riciclo come può essere fatto? Attraverso un riciclo meccanico, cioè vuol dire rifondere la plastica e creare dei nuovi oggetti che possono avere anche delle caratteristiche o avere delle proprietà un po' più scarse rispetto alla plastica originale, ma che comunque possono essere riutilizzati. Oppure il riciclo chimico, che è molto interessante perché possiamo attraverso il riciclo chimico o enzimatico, ecco, ritornare alla materia prima, cioè al monomero, o a delle, diciamo così, composti chimici che possono essere usati. Ma un aspetto importante che noi dobbiamo tenere presente è che mica tutta la plastica può essere riciclata, no? Noi abbiamo parlato prima e ve ne ho parlato proprio per questo motivo, abbiamo parlato anche di sistemi termoindurenti, cioè di plastica che non può essere riciclato. Quindi diventa importante anche analizzare nel dettaglio processi, per esempio, di termovalorizzazione. Finalmente arriviamo alle bioplastiche. Anche le bioplastiche rappresentano, come dire, un'evoluzione, una risposta alla risoluzione del problema della plastica. Dicevamo, la bioplastica è un materiale che non deriva da fonti fossili, prima di tutto, ma deriva da fonti rinnovabili. È proprio così? No, nel senso che per gli European Bioplastics la bioplastica è prima di tutto un tipo di plastica riciclabile, quindi termoplastica. Ma vedete che ci sono, secondo sempre questa definizione europea, 3 categorie. Cioè le bioplastiche sono le plastiche che derivano appunto da materie prime rinnovabili, materiali di origine naturali, mais, canna da zucchero, eccetera. Oppure, attenzione, sono biodegradabili, cioè di origine sintetica, ma che si degradano in tempi ragionevoli. Oppure hanno entrambe le proprietà. Ora, io per esempio diciamo, faccio parte del comitato tecnico scientifico del cluster sulla bioeconomia nazionale e noi stiamo lottando da anni perché la terminologia delle bioplastiche sia riferita solo all'ultima categoria, ma di fatto per ora è così. Quindi che cosa troviamo sul mercato? La bottiglietta di Coca-Cola Green e viene venduta come una bioplastica perché il PET, cioè il polietilene-tereftalato, il polimero che viene utilizzato per produrre le bottigliette, viene prodotto partendo dall'acido tereftalico che deriva direttamente dal petrolio, dal glicolo etilenico, che invece può essere prodotto da fonti bio, da fonti rinnovabili. La bottiglietta della Coca-Cola viene detta la bottiglietta verde, ma questa plastica di fatto è solo per metà verde e oltretutto il PET verde si degrada come il PET normale. Quindi i tempi di degradazione sono quelli di una plastica tradizionale, ma secondo la Comunità Europea questa è una bioplastica. Diverso invece è il caso dell'acido polilattico. Questo è per esempio la bottiglia della Sant'Anna, no? La biobottle si dice. Perché? Perché l'acido polilattico deriva da fonti rinnovabili, dal mais, e questo polimero si biodegrada, cioè si degrada appunto, come dicevamo, in tempi ragionevoli. Quindi vedete, qui vengono rappresentate bene, normalmente troverete su libri di testo appunto questa differenziazione, no?
Bioplastiche sono anche appunto plastiche che derivano dal petrolio ma che si biodegradano, vedi il policaprolattone. Ora, su questo concetto della degradazione, riferita appunto all'utilizzo delle bioplastiche, è un concetto fondamentale, perché molto spesso si tende a confondere biodegradazione e compostabilità, che sono due cose diverse. La biodegradazione, come vedete, è una degradazione di un materiale attraverso processi enzimatici per azione di microrganismi. Quindi questa biodegradazione può essere totale, cioè ci può portare alla formazione della CO2, ossigeno, quindi elementi, diciamo così, molecole piccole, oppure questa biodegradazione può essere primaria o funzionale, cioè possiamo rompere le catene lunghe delle macromolecole, ma comunque noi otteniamo attraverso questo processo di biodegradazione non appunto anidride carbonica, sali minerali, acqua e ossigeno. Ma un aspetto importante che vorrei sottolineare è che lo standard europeo che cosa ci dice? Che possiamo dire che qualcosa è biodegradabile se il materiale si degrada per il 90% in 6 mesi sotto determinate condizioni di laboratorio. Quindi questo che cosa vuol dire? Che per biodegradare un materiale deve esserci una determinata condizione di temperatura, umidità, pH, microrganismi. Ancora, compostabilità. La compostabilità non è la biodegradazione, la compostabilità è legata alla disintegrabilità di un materiale. Un materiale compostabile è anche biodegradabile, ma non è vero il contrario. Anche qui, attenzione, la compostabilità si riferisce alla capacità di un materiale di disintegrarsi quando si trova in determinate condizioni, cioè nel compost. Perché è importante questo aspetto? Perché, e questo è come dire, è un qualcosa che bisognerebbe anche sottolineare nell'utilizzo delle bioplastiche. Se io butto una bioplastica per strada o nel mare, non è che la bioplastica si degrada all'istante o si degrada come si degraderebbe in un compost. Assolutamente no. Io ho partecipato anni e anni fa ad un convegno sulle bioplastiche, mi hanno regalato una biro di PLA e ancora lì. Io ho lavorato parecchio sull'acido polilatico, ancora dei campioni di almeno 10 anni fa. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che questo è un aspetto importante. Quindi non deve essere un escamotage l'utilizzo delle bioplastiche per buttare le bioplastiche appunto dove vogliamo. Quanto ancora? Perché 20 minuti, ok, allora ci stiamo. Spero di non annoiarvi troppo. Ditemi, bloccatemi se... torniamo a Ben, no? Ben gli viene suggerito dall'amico di famiglia, Ben, guarda, la plastica è il futuro. Allora potremmo fare la stessa domanda, la bioplastica è il futuro dal punto di vista economico, no? Perché poi l'amico di Ben puntava a quello, chiaramente. Direi proprio di sì, vedete in questa slide è previsto nel 2027 un aumento, diciamo così, molto rilevante della produzione delle bioplastiche. E come vedete nell'altro grafico, anche l'Europa sta trascinando il mercato su questo tema. Come vi dicevo, volevo presentarvi un particolare tipo di bioplastica, un po' perché la conosco bene, un po' perché l'acido polilatico è una delle bioplastiche, si dice, più promettenti. Perché? Perché questa bioplastica viene utilizzata per il packaging, vedete, viene utilizzata anche in un'altra importante applicazione, nella stampa 3D, pensate. La maggior parte poi di queste bioplastiche sono anche biocompatibili e per questo vengono utilizzate in campo biomedicale, per esempio, anche perché in presenza di enzimi si possono degradare e quindi non lasciano residui, possono essere utilizzati, vedete, per protesi, carrier di farmaci.
La circolarità dell'uso, per esempio, del PLA, dove sta? Partiamo dal mais otteniamo l'amido, dall'amido si ottengono gli zuccheri, con un processo di fermentazione si ottiene il monomero che viene utilizzato, diciamo, nel processo, vengono prodotti, appunto, sintetizzati vari prodotti, poi la bioplastica viene mandata al compost e nel compost che cosa succede? Si forma CO2 e acqua, che sono i componenti che sono stati usati durante la produzione del mais, e quindi la circolarità sta proprio in questo. Ora io, questa appunto la sintesi del PLA, ve la posso risparmiare. Diciamo che la cosa interessante di questo polimero qual è? Andando un pochino più nel dettaglio, no? È il fatto che il monomero, diciamo così, il reagente, no, dal quale noi partiamo per sintetizzare questa bioplastica, può avere una struttura diversa, quindi possiamo partire dal cosiddetto L-lattide e andiamo a sintetizzare il cosiddetto PLLA, quello che troviamo in commercio. Dalla D-lattide possiamo sintetizzare il PDLA o la mesolattide. E a seconda proprio del tipo di miscela monomerica, noi otteniamo del PLA che ha delle proprietà diverse, quindi passiamo da un PLA amorfo ad un PLA più cristallino che ha una temperatura di fusione più alta. Non solo, ma combinando catene di PLLA con catene di PDLA otteniamo quello che ha un grandissimo interesse industriale, che è il PLA stereocomplesso, le cui proprietà sono ancora migliori rispetto a quelle appunto delle catene tal quali. Ora qui io vi ho riportato alcuni esempi anche di nostri lavori, ma diciamo così ne selezionerò alcuni, giusto per farvi capire qual è la possibilità di utilizzo di questo magnifico materiale. Per me è magnifico perché appunto lavorando con il PLA non posso che parlarne bene. Per esempio in questo caso noi abbiamo utilizzato il PLA per una formulazione da applicare in campo biomedicale e per il rilascio di farmaci. Oppure qui in questo caso abbiamo anche qui ideato una formulazione che poteva essere utilizzato nel campo della cura della fibrosi cistica, cioè abbiamo sintetizzato delle particelle di PLA modificate superficialmente per ancorare degli enzimi che potessero essere poi inalati, diciamo così, le nanoparticelle, diminuire la viscosità del muco. Come sapete, nella fibrosi cistica è uno dei problemi principali il muco denso. Altri nostri lavori hanno riguardato, per esempio, l'applicazione di formulazioni per nuovi film da applicare nel packaging. Anche qui un nostro, diciamo così, obiettivo era quello di modificare il PLA o i film di PLA per, diciamo, migliorare le proprietà che possono avere questi film da applicare appunto in questo settore, soprattutto a livello della permeabilità, o meglio della riduzione della permeabilità all'ossigeno. Sappiamo che questa è una delle caratteristiche più importanti dei film che vengono applicati in questo settore. E questo, per esempio, l'abbiamo fatto alternando degli strati di chitosano e DNA, pensate. Ecco, nei nostri studi recentemente ci stiamo anche, come dire, stiamo anche cercando di capire qual è la degradazione dei nostri materiali. Noi possiamo modificare l'acido polilattico, ma questo poi alla fine deve chiaramente avere le stesse caratteristiche del PLA, diciamo di partenza. Problematiche delle bioplastiche. Allora, siamo partiti dalla plastica, abbiamo elencato varie problematiche. Come vi dicevo, le bioplastiche non sono la risoluzione di tutti i mali, cioè dobbiamo affrontare anche l'applicazione delle bioplastiche andando a evidenziarne certo i punti di forza, ma anche i punti di debolezza. Quali sono le problematiche più importanti? Il costo, sicuramente costano di più rispetto alle plastiche tradizionali. Se noi vogliamo acquistare materiali, diciamo così, anche
green dobbiamo spendere di più. Sfruttamento delle coltivazioni che potrebbero ridurre la produzione agricola. Questo, diciamo, per ora, come vedete, la quantità o l'estensione di coltivazioni che vengono utilizzati per produrre le bioplastiche è ridottissimo, 0,020%. Da vegetariana dico con un certo orgoglio che la maggior parte delle coltivazioni vengono usate per l'allevamento, quindi pensiamoci. È chiaro che aumentando la produzione delle bioplastiche questo potrà rappresentare un problema. Non peraltro al giorno d'oggi c'è un grandissimo interesse anche nell'utilizzo di scarti per la produzione delle bioplastiche. Qual è un'altra, diciamo così, problema? Proprietà peggiori molto spesso rispetto a quelle delle plastiche da fonti fossili. Tutti noi abbiamo esperienza dei sacchetti di plastica, ahimè, che noi utilizziamo per fare la spesa. Non so, per esempio nel caso del PLA, vedete, PLA ha una bassa resistenza termica, o meglio, la temperatura di transizione vetrosa, cioè la temperatura alla quale il PLA rammollisce, è bassa, 50 gradi. Non mettete caffè caldo nei bicchierini di PLA perché vi succede questa cosa qui. Ha una bassa d'utilità, cioè è molto fragile, una bassa resistenza all'impatto, una bassa velocità di cristallizzazione, quindi questo è un problema per la lavorazione del PLA. Allora, cosa fare per modificare le proprietà, migliorare le proprietà del PLA? Beh, additivarlo. Anche noi in diversi nostri lavori abbiamo cercato di ottenere questo miglioramento, ma sempre utilizzando una bassa percentuale di additivi ed additivi che non modificassero, come vi dicevo, le proprietà finali del materiale in termini di biodegradazione e di compostabilità. Abbiamo fatto anche dei lavori per modificare proprio la struttura del PLA, per renderlo più duttile, anche qui andando però a inserire nella nostra catena macromolecolare diciamo così, delle catene duttili, soft, come si suol dire, ma di derivazione, ovviamente, di derivazione bio-based. Un altro punto, ed è l'ultimo su cui vorrei concentrarmi, e abbiamo già iniziato, come dire, a sottolinearlo, è la non facile biodegradazione. Questo è un punto fondamentale, cioè il PLA come si degrada? Vedete, qui vi ho riportato un po' i meccanismi principali. Il meccanismo idrolitico, cosa vuol dire? In presenza d'acqua il PLA tende, o le catene di PLA tendono a rompersi. La fotodegradazione con ossigeno in presenza di radiazione UV, anche questo porta ad una rottura delle catene macromolecolari. Accanto a questa abbiamo una degradazione microbica ed enzimatica. Ma se noi andiamo a leggere la letteratura corrente, cosa ci dice la letteratura corrente? Attenzione, la degradazione del PLA dipende da vari fattori: il grado di cristallinità, il peso molecolare, la morfologia dell'oggetto, cioè un conto è degradare un film di piccole dimensioni, un conto è degradare un case di un computer fatto di PLA. Quindi questo che cosa vuol dire? Che appunto la forma dell'oggetto, le sue caratteristiche possono influenzare la biodegradazione, ma anche le condizioni ambientali, cioè la presenza d'acqua, di microrganismi, di enzimi. Quello che dicevamo prima è fondamentale questo aspetto. Quindi questo che cosa ci dice? Ci dice che l'acido polilattico non è un polimero che biodegrada rapidamente in ogni ecosistema. Accanto a questo ho voluto riportarvi una frase di Asso Bioplastiche, lo trovate su internet, sempre nel cluster della bioeconomia. Ecco, accanto ad esperti di bioplastiche che derivano dal mondo universitario, ci sono anche produttori di bioplastiche che vi dicono no, 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 attenzione, le bioplastiche si degradano, abbiamo trovato in ogni condizione, ma questo è un punto aperto, un punto su cui occorre veramente, come dire, su cui occorre soffermarsi, ecco, per non
arrivare a quelle problematiche che abbiamo visto per le plastiche tradizionali. Non solo, vi ho riportato questo è un lavoro molto recente. In questo lavoro cosa viene messo in evidenza? Le microplastiche. Noi sappiamo che le microplastiche derivano dalla frammentazione delle plastiche normali, no? Se ne parla molto. Ma tenete presente che le microplastiche possono derivare anche dalle bioplastiche, come l'acido polilattico. Allora, in questo lavoro molto recente, cosa viene messo in evidenza? Questo processo di degradazione, per esempio dell'acido polilattico, che rompe le catene macromolecolari, comporta la funzionalità e la porosità delle microplastiche. E allora queste microplastiche di PLA sono degli ottimi veicoli di che cosa? Di metalli, pesticidi, farmaci, i nuovi, come si dice, inquinanti emergenti. Noi lo scorso anno abbiamo fatto una sperimentazione con i colleghi di chimica analitica, abbiamo visto che il PLA o fin di PLA porosi sono degli ottimi carrier di inquinanti emergenti, quindi attenzione a questo aspetto. Vi ho riportato qui, per finire, per terminare, alcune, come dire, forse domande, no? Che possono sorgere spontanee quando utilizziamo le bioplastiche. Per esempio, la prima è se sul sacchetto c'è scritto biodegradabile, posso usarlo per il conferimento nell'umido? No, perché abbiamo visto che è solo i compostabili, quelli che noi possiamo gettare nell'umido. Come faccio a riconoscere un manufatto in bioplastica compostabile? C'è un simbolo e questa è un'altra, come dire, battaglia importante, cioè le bioplastiche compostabili dovrebbero essere più facilmente riconoscibili, cosa che al giorno d'oggi non è così. Posso buttare le bioplastiche nella compostiera domestica che tanti di noi avranno? No. Perché? Perché nella compostiera domestica non ci sono quelle condizioni, abbiamo detto, di temperatura, umidità, pH, microrganismi che ci sono nella compostiera industriale. Le bioplastiche, anche se si disintegrano, lasciano colle o altre sostanze tossiche nel compost? No, perché come vi dicevo e come la nostra sperimentazione, noi ecco, dobbiamo aggiungere degli additivi che non vanno a influenzare questa particolare proprietà delle bioplastiche. Allora, a questo punto, diciamo, ecco, un altro aspetto importante, veramente, qui finisco, mettiamo insieme le due cose, bioplastica e riciclo, perché no? Perché gettare un materiale subito nel compost? No, va riciclato. Infatti esiste veramente un forte interesse anche per lo studio del riciclo delle bioplastiche, molto più difficile rispetto alle plastiche tradizionali perché tendono a degradarsi più facilmente. Però in effetti, vedete, uno dei ricicli più interessanti è quello del riciclo cosiddetto terziario, cioè il riciclo chimico che utilizza per esempio reazioni, vabbè, qui vengono di pirolisi, idrolisi, alcolisi, eccetera. E proprio su questo noi recentemente abbiamo, diciamo così, vinto un progetto nell'ambito del PNRR proprio per lavorare sul riciclo delle PLA, andando a utilizzare del PLA che viene da diciamo stampa 3D, cercando di rompere le catene del PLA in modo controllato, utilizzando dei sistemi anche bio-based, cioè non impattanti, che ci permettano di ottenere dei polimeri ramificati, dei polimeri a stella, da utilizzare nella, diciamo così, produzione di particolari materiali polimerici che sono molto innovativi. Qui bisognerebbe fare un altro seminario. Abbiamo parlato di polimeri termoplastici e termoindurenti. Al giorno d'oggi esiste una terza categoria che sono i vetrimeri, sono tra i termoplastici e i termoindurenti. Sono materiali che hanno, diciamo, le stesse caratteristiche dei termoindurenti, quindi dei vincoli chimici, ma questi vincoli chimici non sono permanenti, cioè si scambiano. Quindi questo che cosa vuol dire? Che con la temperatura questi materiali fluiscono, quindi
possiamo riciclarli. Questi sono veramente materiali affascinanti, il poter utilizzarli nell'ambito delle bioplastiche è ancora, diciamo, più interessante, anche perché i nostri primi studi hanno messo in evidenza che possiamo comunque degradare questi materiali. Bene, dopo questa panoramica, sulla problematiche delle plastiche, ma anche delle bioplastiche, c'è da chiedersi quale sarà il futuro e quale sarà la risoluzione, no, di questo problema senza, come dire, seguire il suggerimento dei sociologi, cioè immaginare un mondo senza plastica. Forse il futuro è nel cassetto di mia nonna, no? Cioè nella sua capacità di riciclare, di non disperdere anche dei materiali che possono essere riutilizzati. Uno dei problemi maggiori, sapete qual è al giorno d'oggi? Il fast fashion, cioè quella, diciamo così, la maglietta che costa 1 euro, che io indosso, butto via e ricompro. Quindi è consumismo consapevole, consapevole. E poi il futuro è il loro, vedete, questi bambini che, come dire, sono in grado e con molto entusiasmo vanno a differenziare i rifiuti. Senza questo aspetto, beh, anche i nostri vetrimeri, anche le nostre bioplastiche non hanno futuro. Grazie. Ok, bene. Grazie Orietta, è stata veramente interessante questo mondo delle plastiche e ci hai un po' aperto gli occhi anche che le bioplastiche non è detto che possano essere un toccasana e una risoluzione. Il termine bio qualche volta ci porta sulla strada sbagliata, viene utilizzato anche male molto spesso dal punto di vista del marketing, lo sappiamo. Comunque ci sono domande, sicuramente è stata molto interessante. Qualche domanda? Grazie perché è stato davvero molto interessante. No, io volevo fare un commento, cioè noi siamo un po' abituati a considerare la plastica come comunque un materiale, diciamo, tutto sommato di scarsa valore, usato, usa e getta, no? Ma ci sono plastiche che hanno invece un utilizzo molto più rilevante. Per esempio, tu hai citato i case dei computer, si possono citare per esempio le pale eoliche, che in parte sono di plastica, o lo stessi pannelli fotovoltaici che contengono plastiche speciali, così come le tonnellate di plastica che c'è in un aereo o di un'automobile. Ora è chiaro che lì il discorso della stabilità chimica è importante, cioè questi oggetti non devono decomporsi troppo facilmente. Per cui lì sì che il problema è il riciclo, cioè lo smontaggio. In realtà il vero problema è che questi oggetti complessi vanno smontati, perché poi una volta smontati è più facile recuperarli. Uno dei problemi più rilevanti del riciclo, come lei diceva, è legato al fatto che molti oggetti non sono in monocomponente. Cioè, il problema del riciclo delle fibre sta proprio in questo. Cioè, il monocomponente, anche se termoindurente, appunto, alla fine in qualche modo possiamo anche pensare di riciclarlo, pelletizzarlo, usarlo come riempitivo, eccetera. Però il riciclo sul multicomponente diventa estremamente più complesso. Però appunto parlando dei materiali che lei citava, ora questi vetrimeri, diciamo così, i primi lavori sono del 2011-2012, quindi parliamo veramente di una tecnologia molto moderna, però questo in parte forse potrebbero in qualche modo risolvere il problema dei termoindurenti, perché la maggior parte dei materiali che lei ha citato non sono fatti in termoplastici, proprio perché devono resistere a alte temperature, ai solventi, sono termoindurenti e quindi non si possono riciclare, per esempio, per via chimica o termica. Altra domanda? Sì.
Grazie per averci almeno un pochettino educato. Naturalmente la questione ha parlato dell'ambiente, temperatura e microbico. Ora, i microbi sono molte migliaia di specie diverse e hanno enzimi diversi, e mi domando se quanto è stato studiata la selezione di ceppi adatti, perché non ne capisco niente, ma immagino che per ogni tipo di plastica ci potrebbe essere il microbo che le degrada, però è un grosso lavoro, cioè non è che puoi prendere i microbi e vediamo un No, po' cosa succede. assolutamente. Bisognerebbe, e questo sarebbe un interessante bio-link veramente tra le plastiche, che siano bioplastiche o che siano plastiche tradizionali, per riuscire attivamente a affrontare questo problema. Assolutamente, noi come le dicevo abbiamo iniziato un po', che grazie allo supporto di un collega, a studiare la degradazione tramite enzimi, no, delle nostre bioplastiche. Ci sono alcuni enzimi che assolutamente non ci pensano neppure a degradare le bioplastiche, quindi dipende essenzialmente, come diceva lei, dalla tipologia, insomma, di enzima, di microrganismo. Ma nel compost industriale assolutamente, quello che viene fatto diciamo nel compost industriale, è chiaro. Nel compost domestico no, ecco, per quello che il compost domestico non possiamo introdurre queste bioplastiche. Altre domande? No, è molto interessante e mi chiedo fino a che punto tutto quello che abbiamo sentito fa parte un po' di un mondo ideale, perché poi nel mondo reale, come ci è stato mostrato per quanto riguarda le stesse definizioni di cosa sono le plastiche, lì ovviamente entrano degli interessi, entrano le lobby Sì. e quello a livello del... Poi quando pensiamo così, al riciclo o comunque al trattamento dei rifiuti, come sappiamo, pare che sia uno dei campi dove vige la maggiore corruzione in tanti paesi, compreso il nostro. Per cui è un grande mistero cosa succederà di quelle 2 bottigliette che lei ha sotto gli occhi, cioè fra 1000 anni, se esiste ancora l'umanità, cioè i nostri nipoti, non so, potranno, quelle bottigliette saranno ancora in una discarica da qualche parte probabilmente, no? Per cui questo è un problema che naturalmente non la riguarda, però forse le Sì. lobby o come far capire anche, perché poi è la politica naturalmente che deve poi prendere delle decisioni. Insomma, ci addentriamo nel mondo reale che lì è veramente complesso, no? C'è la complessità. Sì, le dico nel mio piccolo, ecco, vivendo nell'ambito di questo cluster della bioeconomia nazionale in cui in parte, no, dobbiamo, come dire, suggerire anche le definizioni o comunque dare delle indicazioni ai giornalisti, alla comunità, è il fatto di avere all'interno di questi, diciamo, di questi ambienti anche produttori di bioplastica non è molto spesso, come dire, è difficile, ecco, a volte dialogare con loro, proprio perché per il motivo che appunto lei diceva. Però qualcosa bisogna fare, cioè a questi bambini bisogna lasciare un mondo diverso. E allora forse dobbiamo partire, no, proprio da noi, nel rapporto che abbiamo con il consumismo, nel fatto che cerchiamo almeno di differenziare i rifiuti. Poi è chiaro che dipende dalla politica, la raccolta differenziata, eccetera, però iniziamo a farlo noi, a leggere bene l'etichetta, a sapere bene dove gettare i rifiuti. Questo è il messaggio più importante. Ma loro sono molto attenti, siamo noi che non siamo così attenti nella raccolta differenziata, per esempio, ecco. Però appunto una mia ex studentessa che adesso lavora in un'azienda di filati e
mi raccontava che diverse aziende, anche brand, adesso utilizzano anche questo approccio, cioè di ritirare gli indumenti usati. Quindi inizia pian pianino a, come dire, questo circolo proprio virtuoso. Quindi si passa dalla linearità alla circolarità. È chiaro che, come sottolineava lei, forse ci vorrà tempo, ma tempo forse non ne abbiamo granché più, ecco. Non so se il professor Banfi è d'accordo sulla quantità di plastica che è presente. Vedevo che non è proprio... Ci sarà più plastica che esce. Non serve per dare l'impatto, dai, su. Purtroppo certe volte si tende a esagerare troppo e il risultato è quello di al lupo, che poi la gente minimizza i problemi che ci sono. Quindi è una cosa, quando sento dire che l'uomo si estinguerà perché ci saranno 2 gradi in più, credo che l'uomo resisterebbe anche con 20 gradi in più. Non è quello il problema, diciamo. Però sicuramente il problema non è che si estingua l'uomo, il problema è che causiamo dei danni al pianeta. No, io volevo commentare quest'ultima cosa che hai detto. Forse una soluzione potrebbe essere un riciclo un po' più sofisticato, perché noi adesso buttiamo tutta la plastica nello stesso cassonetto e poi non è facile differenziare. Se invece tutti i produttori ritirassero gli imballaggi, sarebbe più facile, diciamo, gli aerei, le auto, ma almeno se un'azienda che deve riciclare tutti i componenti di un'auto sa benissimo di cosa è fatta l'auto, è più facile che avere una massa indifferenziata. Non capisco perché tanti anni fa, ormai purtroppo sono passati tanti anni, io ho vissuto 1 anno negli Stati Uniti e le lattine, le bottiglie si riportavano al negozio e davano 5 centesimi, per cui se uno li abbandonava in un prato c'era sicuramente il barbone che la prendeva e la portava lui, non si trovavano in giro. Perché questo si faceva 35 anni fa e adesso non si fa più? Una volta si portavano le bottiglie di vetro al supermercato. Non riesco a capire perché questo sistema Perché una volta le virtuoso lavatrici non si fa duravano più. 20 anni e adesso durano 2-3 anni? Cioè, forse no? Ci sarà... Stiamo addentrando in problemi molto complessi. Economico, Infatti, ma anche di educazione. ma Iniziare a educare. Poi è chiaro che non risolvi, però se crei delle persone o che sono consapevoli che ci sono certi rischi per certi comportamenti, e poi è chiaro, ci scontriamo con lobby economiche, con lobby industriali, eccetera, e quindi alla fine la soluzione non è così immediata. Io non sarei però così sicuro che la specie umana riesca a resistere. Attenzione, perché estinzioni di specie nel nostro pianeta ce ne sono state tantissime. ne hanno scoperto uno recentemente. Sono scomparsi gruppi, organismi viventi. Quindi è vero, noi abbiamo qualche cosa in più del dinosauro, eccetera, Bene. però è più Ecco, sì. Non vanno messi nel compost. No, che nell'organico non vanno messi. Non vanno messi nell'organico. Cosa ci deve essere? Un simbolo. Per esempio, Vorrei sapere perché io appunto ci tengo a fare la differenziata, però. La forchetta di plastica biodegradabile è un pasticcio perché non va messo nel Ma no, io non ce ne metto perché. ma non va messo neanche Ah, quel simbolo lì, compostabile. E se non c'è quello, anche se sul sacchetto c'è scritto compostabile perché. Ah, non li guardo bene, però vedo scritto compostabile e mi fido, che ne so, i sacchetti dei vari super. Ma il fatto che ci sia scritto compostabile, io mi fido di quello.
Ah, ecco. A volte c'è un simbolo con una specie di fiore con delle freccette che vanno. Sì, se sopra c'è scritto composto, Ma se non ho capito male, c'è differenza tra biodegradabile e quindi quando il sacchetto è biodegradabile non deve finire nel compostabile. È una generica? È indifferenziata? Nel cosiddetto secco, sì. Perché ad esempio un problema che c'è adesso Finiamo dalla spazzatura qua. Nei supermercati Danno i sacchetti biodegradabili, quelli che si rompono subito, ecco, diciamo quelli che sono. Però non sono compostabili. Non sono. Se c'è scritto sì, se non c'è scritto. Io faccio appunto la differenziata dell'umido e la porto nell'umido. Col sacchetto compostabile. Se è compostabile, sì. Va bene. Orienta, un problema è che hanno proibito le posate di plastica tradizionale, devono essere biodegradabili, però secondo me non sono compostabili, sono quelle uno non sa dove deve mettere. In teoria perché hanno anche dell'inquinamento, sono inquinati e quindi questo indica. Vabbè, supponiamo che le lavo, ma solo di poterle mettere nella plastica. No, nella plastica sicuramente no, o nel secco o se c'è scritto compostabile nel compost. Non nella plastica perché se metto diciamo così, se metto questi materiali nella plastica e non vengono differenziati, per esempio dal PET, è un danno enorme. Perché? Perché sono poliesteri, anche per esempio l'acido polilatico, ma come abbiamo detto si degrada facilmente. Quindi questo che cosa succede? Che nel processo di riciclo del PET questa plastica appunto biodegradabile riduce e peggiora le proprietà del PET da riciclo. Quindi è fondamentale questa diciamo differenziazione, assolutamente. E questo è un altro, è un po' appunto diciamo così, l'utilizzo di mia nonna, insomma, ricicliamo quello che possiamo riciclare, perché? Usare e poi riusare, no? Può sempre venire bene, ecco. No, no, assolutamente. Beh, c'è l'elenco di tutti i materiali, per esempio appunto, sì, ad esempio, vabbè, io sono piemontese, noi facciamo la raccolta tra l'altro a porta, che è straordinaria, perché noi diciamo così, la raccolta della plastica viene fatta un determinato giorno, ognuno mette il sacchetto della plastica trasparente, quindi si vede cosa c'è dentro. Se in teoria ci sono cose non in plastica, potrebbero farti la multa. E prima diciamo così, nell'organizzazione della raccolta porta a porta ci hanno dato un elenco di... Qui a Genova forse non viene fatto. Più o meno sì, perché appunto quei materiali termoindurenti. Allora, la separazione viene, allora ci sono diciamo dei sistemi automatici, quindi di riconoscimento oppure ancora mi hanno detto alcuni miei colleghi del Politecnico, ci sono persone addirittura che in alcuni... Sì. Sì, sì. Comunque il riconoscimento delle grandi coreple, eccetera, usa un riconoscimento automatico, basato sull'IR, eccetera, su... Sì, poi
È un campo di ricerca. No, è un campo di ricerca, ci sono tantissimi lavori appunto sulla differenziazione automatica della plastica, metalli anche. Sulla scala mondiale, l'impatto è quello delle menage domestiche o delle industrie? Ma io penso nel menage domestico, perché le aziende comunque hanno una regolamentazione più ferrea. Sì, per forza. Penso di no, nel senso che nei paesi, diciamo così, in via di sviluppo, ci dicono: "Avete inquinato tanto voi, perché adesso ci ponete voi dei limiti all'inquinamento?" Bah, non hanno neppure tutti i torti, insomma. Noi abbiam fatto quello che abbiam voluto e adesso poniamo dei limiti importanti a loro. Quindi, bah, non sono proprio così sicura che le stesse regole che valgono in Europa, in America, valgano anche nei paesi in via di sviluppo. No. Beh, comunque noi abbiam parlato delle plastiche, dell'utilizzo, ma bisognerebbe davvero fare un altro seminario sulla produzione della plastica, che cosa cioè, quali sono stati i danni enormi della produzione di certo tipo di plastica. I miei studenti, con una certa emozione anche, parlo tutti gli anni del caso del PVC, del polivinilcloruro. Come sapete, parliamo appunto degli anni '70. Qualcuno di voi sicuramente avrà visto Il mondo della plastica di quel famoso, non mi viene il nome, è un attore che si è occupato anche del Vajont, eccetera, Marco Paolini. Perché? Perché questo polimero veniva prodotto utilizzando dei reattori, poi i reattori venivano aperti, c'erano degli operai che entravano nei reattori e pulivano i reattori. E questa plastica era piena del monomero fortemente cancerogeno. Gli studi di quegli anni, io faccio sempre vedere un video ai miei studenti, è proprio del medico che studia gli effetti del monomero e che dice che aveva trovato subito che il monomero era cancerogeno. Hanno bloccato tutti i suoi studi, eh. Quindi sì, Paolini dice che riporta anche proprio anche diciamo quello che è stato poi il processo successivo, nessuno ha pagato per tutte quelle morti, perché non c'era una regolamentazione e quindi lo potevano fare. Quindi questo, ecco, è un mondo, il mondo di plastica, appunto lui dice, no? Un mondo luci e ombre, luci e tante ombre, però è nostro dovere, io insegno chimica industriale, come dire, portare anche queste esperienze, no, ai nostri chimici industriali, perché questo non avvenga più. E vabbè, il caso dell'amianto, poi a Casale, però sulla plastica, parlo di Porto Marghera, insomma, per intenderci, no? Anche Rao Gardini era stato imputato, poi lui però si era suicidato e quindi non era arrivato a processo. Questo non so dirglielo, però insomma andiamo su un altro campo. Però è vero che questa plastica veniva sintetizzata in questa maniera e pensate che al giorno d'oggi il PVC viene prodotto in che modo? Vengono introdotti all'interno dei reattori dei diciamo così, coagulanti. Bastava questo. Quindi è un ciclo chiuso. Pensate che gli operai non venivano neppure date le maschere all'epoca. Mica tanto però se pensate che al giorno d'oggi quanti morti sul lavoro abbiamo, insomma, Va bene, direi che va bene, dovete fare interessante, praticamente il problema della plastica e dei